Rieccoci qui, anche oggi ci troviamo nel Museo di San Salvatore Santa Giulia. Alle mie spalle uno dei bellissimi chiostri. Se ci fate caso, un pochetto più in alto, vedete anche il tiburio ottagonale della chiesa di Santa Maria in Solario. Centro Anch'io. Da via Musei è possibile ammirare l'esterno della chiesa di Santa Maria in Solario, oggi inglobata all'interno del Museo di Santa Giulia. È una chiesa medievale di stile romanico, risalente alla metà del XII secolo ed era usata come oratorio delle monache. È di pianta quadrata, con una muratura massiccia in medolo e materiali di spoglio. Sono infatti visibili iscrizioni romane qua e là. In alto si può vedere un tiburio ottagonale attorno a cui gira una loggetta ed archi ciechi con colonnine e capitelli di epoca alto medievale. La chiesa fu costruita per ospitare il tesoro del monastero, cioè le reliquie e gli oggetti più preziosi. Infatti ancora oggi si trova nel suo interno la Lipsanoteca, cioè una cassetta d'avorio storiata del IV secolo, e la famosissima croce di Re Desiderio, gioiello di oreficeria di epoca carolingia, cioè del IX secolo d.C., nella quale, pensate, sono incastonate più di 212 gemme, cammei, paste vitree, pietre preziose di epoca romana e longobarda. Bene, ci perdonerà la nostra simpatica amica Ermengarda se nel suo monastero parliamo di mutande oggi, Si può? Chi vive troppo alla grande e il fenes per restamme dande. Restate qui. Centro Anch'io. Rieccoci, chi vive troppo alla grande il fenes per restamme dande. Qui di gente in mutande non ce n'è, dobbiamo uscire, magari qualcuno. Signor Stefano, chi vive troppo alla grande è il fenes per restamme dande. Sì o no? Sì, beh, è vero anche quello. Chi vive oltre magari i propri limiti poi alla fine si trova a terra. In compagnia di questa simpaticissima signora, come si chiama? Cristina. Signora Cristina, senta, questo detto probabilmente l'ha sentito ancora. Chi vive troppo alla grande è il fenes per restamme dande. Esatto, chi vive troppo alla grande resta in mutande, finisce per restare in mutande. Si può vivere alla grande al giorno d'oggi? Non credo proprio. Alcuni magari sì. Sì, soprattutto lì a Roma probabilmente, sai com'è o no? Chi vive troppo alla grande finisce in mutande. E come si va a vivere alla grande oggi? Conosci qualcuno che vive alla grande? No. Significa che se esageri, dopo un po' va a finire che non c'è più nulla. C'è un tipo che esagera? Io so leggere, non so leggere. No, so interpretare. È diverso. Quindi non esageri? Io esagero sempre. Uè, che dite? Andiamo a trovare alcuni amici? Entriamo, vada, al Lupo Antico, via Albertano da Brescia, qualcuno qui risponde. La moglie del Lupo Antico, sta qui, questa è un po' la sua casa, la sua tana potremmo dire. Giusto. Tra l'altro sono un sacco di bei... Com'è? Seconda casa. Un sacco di bei prodotti, veniteci a fare un giretto qua in via Albertano da Brescia, numero 16. Sì, esatto. Allora, cara Eleonora, chi vive troppo alla grande il fenes per restamme dande. Chi vive troppo alla grande finisce per rimanere in mutande. Quindi tu come sei? La traduzione letterale è giusta. Tu che tipa sei, una che vive alla grande? Chi sperpera troppo rimane senza nulla. Tu sei tutta bella vestita, quindi non sperperi tutto. Sei tutta bella vestita. Vado un po' a risparmio. Beh, Eleonora, allora ci siamo, tra pochissimo il Lupo Antico inaugura. Esatto, sì, infatti ci sarà a breve l'inaugurazione dove vi aspettiamo numerosi per vedere vasta gamma scelta di serramenti, porte interne, porte blindate, portoncini d'ingresso. Insomma, per tutti i gusti, principalmente in legno, diciamo. Principalmente in legno, si potrà trovare anche il PVC. E il giorno dell'inaugurazione si potrà trovare anche un po' di rinfresco. Esatto, sì, anche qualcosina da sgranocchiare. Beh, allora noi ci andiamo. Il Lupo Antico in via Albertano da Brescia, grazie. Grazie a voi. Allora, chi vive troppo alla grande il fenes per restamme dande. Ce ne sono, che fanno un po' i farfalloni, spendono e spandono e poi si riducono un po' in miseria. La patetica conclusione di chi intende soltanto apparire. Bene, anche oggi vi abbiamo raccontato il nostro bel museo della città, fantastico, favoloso, molto ammirato e visitato. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie, alla prossima.